Siamo qui davanti all'azienda cooperativa Ortoromi proprio per dare il nostro contributo, il nostro supporto ai lavoratori e alle lavoratrici che in un tavolo che si è chiaramente interrotto hanno voluto rimarcare e urlare la loro dignità, perché ripetiamo, chiudere un contratto è dare dignità e rispetto alle persone. Oggi noi siamo qui proprio per gridare questo e per permettere alle persone di avere una vita dignitosa e avere un aumento che dia supporto alle varie famiglie. A Borgo Rico, come a Cesena e Ravenna, lo sciopero nazionale dei sindacati dopo la rottura del tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle cooperative e dei consorzi agricoli scaduto il 31 dicembre scorso. In Veneto è stato scelto di fare un presidio unitario davanti alla sede della Ortoromi di Borgo Rico, una delle principali realtà nazionali nel mercato delle insalate di prima e quarta gamma, con una sede anche in provincia di Salerno. È un grosso problema perché si tratta di tutta una parte di lavoratori italiani che purtroppo non vedono il contratto rinnovarsi, contratto che ricordo è scaduto ancora in dicembre. Le trattative tra i sindacati e i datori di lavoro duravano da mesi, ma le proposte sono state deludenti, spiegano proprio i sindacati. C'è il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Questo contratto non è rinnovato dopo una miriade di incontri che abbiamo fatto a livello nazionale, non c'è alcuna soddisfazione sulla parte economica, le nostre richieste si attestano intorno ai 210 euro nei prossimi 3 anni e ci hanno offerto sostanzialmente molto meno delle richieste che abbiamo fatto, quindi siamo costretti a scioperare. Lo sciopero ha coinvolto nella provincia di Padova circa 800 lavoratori, tra questi proprio circa 400 lavorano nello stabilimento di Borgo Rico della Ortoromi.